Salve a tutti da Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina, Cucinando per caso e per passione. Oggi facciamo la mozzarella in carrozza, tipica napoletana, è un fritto ed è anche uno street food perché fa parte un po' di quella che era una volta diciamo la cucina di strada. Lo facciamo col pane cafone, quindi il pane napoletano, un pane che è un po' vecchio di 2 o 3 giorni, e un fior di latte, una mozzarella o una provola, sono le varie varianti, ben asciutte, quindi comprate e tenute in frigo per 2 o 3 giorni. Tenete conto che la mozzarella in carrozza nasce semplicemente uovo, latte, pane vecchio, quindi da riciclare, non da buttare, una volta non si buttava niente, e la nostra mozzarella o provola o fior di latte. Semplicemente questo, non c'è nient'altro da aggiungere, né farina né pangrattato, niente di tutto questo. Passiamo agli ingredienti e poi la ricetta. Per gli ingredienti abbiamo 2 uova, 250 ml di latte, poi abbiamo in totale 250 grammi di, nel mio caso, mozzarella, e poi abbiamo 12 fette di pane cafone napoletano. Come vedete io ho tagliato le fette in modo da unirle una vicino all'altra, quindi tagliata la fetta che viene, la precedente fa parte di quella e così via. Fatele più o meno della stessa misura ed è simpatico che rimaniate la crosta perché si rimaneva. Sale e olio per frittura. Ho messo il mio latte in una ciotola, così come le uova. Adesso ce le sbattiamo, ci mettiamo un pizzichino di sale, ma proprio un pizzichino. Ok, adesso ci mettiamo la nostra mozzarella nelle fettine di pane, anzi io uso questa che è un po' più grande, qui, questa va con questa, perfetto, e questa va con questa, e ce lo passiamo nel latte. Leviamo l'eccesso, poggiamocelo qui e ce le passiamo tutte quante così nel latte, in modo da ammorbidirla un poco. Dopo averle passate tutte nel latte, adesso prendiamo il nostro uovo, lo sbattiamo bene e passiamo dentro le nostre fettine. Tenete conto che adesso noi ci passiamo le fettine nell'uovo, poi ce le mettiamo in un contenitore in questo modo, perché poi dovremmo ripassarle prima di friggerle nel nostro uovo. Impregnatele bene in modo da creare una sorta di pellicola all'esterno. Questo lavoro lo facciamo un'oretta prima. Quindi l'uovo che ci rimane ce lo conserviamo, che poi ci servirà nel momento della frittura. Cercate di non metterle una sull'altra quando le mettete nel contenitore, perché se no non si asciugheranno. Ecco qui. Vedete, io l'ho messe così, guardate. Quindi devono essere separate, belle poggiate. Il mio olio è pronto. Mettete un olio
intorno ai 180. Mi passo di nuovo velocemente il mio pane, lo asciugo un poco e poi dovete stare attenti che non fuoriesca la mozzarella. Non fate un olio troppo freddo, deve essere a 180-190, e per evitare che nel girarle si aprano, noi le mettiamo contro le pareti della nostra padella e poi le giriamo. Un olio di girasole o di arachidi. Fatele ben dorate e poi, una volta che sono cotte, ce le mettiamo ad asciugare su carta da cucina. Ecco la nostra mozzarella in carrozza pronta per essere servita, bella calda. Buon appetito a tutti!